siamo sempre più aggiornati, sempre più tecnici. Grazie ai tecnici e ai ragazzi qui che in qualche modo ci stanno aiutando, siamo in tanti, l'ufficio stampa del comune, tanto l'ufficio di gabinetto, i ragazzi di Televenezia e insomma e tutte le persone che ci stanno scrivendo e ci stanno mandando contributi audio e video. Vi ringraziamo di cuore perché insomma ci rende anche più leggero il gestire una città in questi momenti. Il saluto più grande ovviamente va a voi a casa, ai nostri cittadini del Comune di Venezia ovviamente, ma di tutta la città metropolitana e poi ovviamente a tutti gli italiani perché per quanto sia triste e doloroso questo momento è chiaro che ci sentiamo probabilmente tutti un po' più vicini e tutti abbiamo tempo di pensare e di ripensare alle cose anche positive che questo momento ci dovrà lasciare. Sicuramente resterà nella memoria indelebile quello che sta succedendo. Io comincerei oggi con qualcosa di più pesante, pesante nel senso più complesso, perché abbiamo una lettera che il primo ministro Conte ha fatto ha fatto pubblicare su tutti i giornali locali, per cui è una lettera che avete già letto, ma comunque io voglio riassumerla perché voglio ringraziare il primo ministro di questa, diciamo in qualche modo, riconoscimento che ha fatto a tutte le forze dell'ordine, ha fatto ovviamente ai sanitari, a tutte le persone che sono in prima linea e ringrazia le regioni, giustamente io voglio ringraziare lui per l'attività sua e del governo che comunque è sicuramente sotto pressione. Dopodiché, detto questo, volevo insomma un po' leggervi alcuni passaggi che sono semplicemente da chiarire nei rapporti che il governo col comuni, magari prendendo atto da adesso a dopo, magari le cose possono, speriamo, cambiare. Perché nella lettera il testo stesso del Presidente del Consiglio dice stiamo dando massima attenzione anche agli anziani nelle case di cura perché non siano lasciati soli. Sì, solo che le case di cura sono dei comuni, sono delle IPAB e invece purtroppo va detto che proprio, forse va precisato, siamo stati lasciati soli noi, cioè per gestire gli anziani. Per cui sarà importante che, siccome quando chiediamo al governo, come l'abbiamo chiesto come ANCI, come associazione di comuni, diciamo vi siete dimenticati nel decreto Cura Italia completamente dei comuni, ecco questo è un caso perché forse il Presidente del Consiglio o chi ha scritto il discorso, se non so, pensa di fare qualcosa per le case probabilmente di riposo, non sta arrivando niente dal governo, è questo che mi lascia abbastanza perplesso, per cui dico guardate che è sulle spalle, per le spalle non si intende soltanto la gestione, il lavoro e l'organizzazione, si intende proprio quelle economiche, per cui le mascherine degli operatori, tanto per capirci, dei centri anziani, delle case di riposo, private o pubbliche, sono praticamente affidate a noi, al comune, alla città metropolitana e noi, grazie ad amicizie, a incontri, a tanti che abbiamo anche ringraziato, alla città di Shunju che ci ha aiutato fin dall'inizio e adesso ce ne saranno anche altre, provvediamo a trovare queste mascherine che sono quelle che vanno bene per i sanitari, sono quelle chirurgiche, mentre quelle che stiamo distribuendo, che ci ha dato la Regione Veneto, quelle servono negli step che ce le danno, insomma chi riesce ad averle, servono appunto ai cittadini ma non agli operatori. Per cui per gli operatori, per le case di riposo, signor Presidente, stiamo facendo noi. Abbiamo bisogno che ci siano dei provvedimenti urgenti perché riconosca ai sindaci e ai comuni la copertura di queste, ma non solo spese, ma anche proprio che ci dia una mano, che arrivi qualcosa, perché non è arrivato niente. Qua è scritto ai sindaci, per cui voglio ringraziarlo di questo, perché io sono certo che col cuore sta facendo, per cui voglio vedere la parte positiva e la voglio interpretare in chiave positiva, però è giusto che i cittadini sappiano esattamente, perché sennò si fa un po' di confusione. Guardate, i cittadini che è il comune, sono le città metropolitane in questo momento, stanno reggendo tutto lo sforzo, tutto quello che non è sanitario, perché quello non c'è dubbio che è sulle spalle del governo e soprattutto nel nostro caso della Regione Veneto. Anzi, già che ci siamo, rivolgiamo pubblicamente gli auguri di buon compleanno al Presidente Zaia, che compie oggi 52 anni, sono tanti ma sono sempre meno dei miei, per cui bravo lui, complimenti a lui, insomma gli faccio tanti auguri e insomma speriamo di poterli festeggiare in un altro momento tutti insieme. Grazie per quello che sta facendo e anche come coraggio di metterci appunto sempre la faccia sulle cose, sulla parte sanitaria, va detto che insomma grazie molte Presidente. Poi il Presidente Conte continua dicendo ai sindaci ho rivolto un sincero ringraziamento per tutti coloro che col proprio lavoro stanno garantendo i beni, i servizi essenziali per la nostra comunità
e per cui gli operai, i cassieri e le cassiere dei supermercati, gli autotrasportatori, i farmacisti, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Aggiungo io, ma penso di interpretare la volontà del Presidente, gli autoferrotravieri, la polizia locale e tutte le persone che si occupano, ovviamente, i volontari e tutti quei giovani che sono anche rinchiusi in casa da tanto tempo, eccetera. Tutto il governo, tutta la squadra di ministri è al loro fianco per assisterli, i sindaci, sostenerli e aiutarli a superare questo momento così difficile e a far ripartire la nazione. Fino a qua mi fa piacere da morire sentire questo intervento, però non abbiamo visto niente. Allora, insisto, c'è bisogno di urgenza. E qua è scritto, interverremo con misure straordinarie di rilancio dell'economia. Utilizzeremo tutti gli strumenti utili a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori anche autonomi e di tutti i settori di attività più colpiti dall'emergenza, affinché alla fine di questa emergenza tutta l'Italia e con essa il Nord, motore propulsivo del Paese, possa tornare più forte di prima. È chiaro che è il Nord che in questo momento sta pagando i prezzi altissimi. Ecco, ringrazio il Presidente di questa lettera, che è pubblica perché hanno letto tutti i cittadini, e ci aspettiamo di trovare coerenza con queste dichiarazioni. Per cui i bilanci del Comune, io lo do per fatto, però è chiaro che adesso dobbiamo vedere dei decreti legge immediati, perché per quanto riguarda noi non c'è niente, non c'è sui bilanci dei comuni, non c'è sui bilanci delle partecipate, cioè degli autobus o della gente che porta via le spazzature, costi incredibili che stiamo sostenendo in maniera rocambolesca e soprattutto l'aiuto ai lavoratori e a quelle imprese che abbiamo appena citato che diventano fondamentali. Io partendo da questi che sono propositi che condividiamo ma che però vanno, adesso bisogna trovarci appunto, bisogna trovare una coerenza poi negli interventi legislativi. Noi abbiamo fatto le nostre proposte e le rifaremo nei prossimi giorni. Scusate, sono partito così su cose economiche perché credo che nel frattempo voi sapete che abbiamo deciso di non intervenire assolutamente sulla parte sanitaria. C'è già il Presidente della Regione e tutti i regionali che parlano di questo, per cui noi vogliamo parlare di quello che succede attorno a noi, di come gestire le faccende più o meno serie. Tutto è importante. Chiaramente questo è una cosa un po' più delicata, sembra un po' più noiosa, ma io voglio arrivare fino alla persona più diciamo lontana da questi grandi discorsi, ma che poi di fatto è la carne vera del paese, la persona, la famiglia, il ragazzo, l'anziano. Voglio che tutti capiate quanto è importante questo discorso economico. Poi alleggeriremo con tutta una serie di altre iniziative che adesso vi raccontiamo, insomma facciamo un po' più di comunità, cerchiamo anche di buttarla un po', se è possibile, anche un po' in ridere, insomma sempre, ripeto, ben coscienti della tragedia, del momento tragico, di quante persone stanno soffrendo in questo momento. Ma io devo come sindaco cercare anche di far arrivare alle famiglie, a quelle persone che sono in casa per certi versi da troppo tempo, un messaggio anche di positivo, di serenità, insomma, ecco, per cui permettetemi di poter affrontare le cose con un po' anche di serenità, ecco. Io dico, se quei temi sono temi veri, io penso che sia il caso di leggere con attenzione una proposta, che è ancora evidentemente una proposta molto vasta, ma che però è stata lanciata adesso, oggi, con una lettera pubblica, da Mario Draghi. Mario Draghi, diciamo che in questo momento ha fatto una proposta importante per come utilizzare la massa monetaria che è necessaria per le imprese e per il sistema economico italiano. Io cerco, non vi leggo la lettera che è lunghissima, per certi versi anche molto tecnica e stancherei tutti. Cerco di ripetere qualche passaggio, interpretarlo, perché credo che sia un punto, un riferimento importantissimo che io condivido personalmente in maniera forte e decisa, lo dico non solo come sindaco ma come imprenditore, cioè noi siamo convinti che dopo questo periodo tragico, ma che comunque passerà, ci sarà la vera battaglia, cioè quella economica, perché molte persone sono angosciate, non sanno cosa succederà e noi siamo molto preoccupati evidentemente. Allora, Mario Draghi dice testualmente, siamo in guerra contro il coronavirus, dobbiamo agire, ed è questo il motivo, quando parlo del tempo non è una variabile indifferente, lo dico al governo, lo dico ai nostri amici politici romani, eccetera, eccetera, basta, mettete da parte qualsiasi discussione, insieme, forti in Europa per chiedere immediatamente risorse immediate. Ma come verrebbero utilizzate queste risorse? Allora,
Vi leggo queste qualche riga di Mario Draghi. La pandemia del coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. Oggi molti temono per la loro vita o piangono i loro cari scomparsi. Le misure varate dai governi per impedire il collasso delle strutture sanitarie sono state coraggiose e necessarie e meritano tutto il nostro sostegno. Ma queste azioni, ed ecco il tema, ma queste azioni sono accompagnate da un costo economico elevatissimo e inevitabile. E se molti temono la perdita della vita, molti di più dovranno affrontare la perdita dei mezzi di sostentamento. L'economia lancia segnali preoccupanti giorno dopo giorno. Le aziende di ogni settore devono far fronte alla perdita di introiti e molte di esse, la perdita di introiti sono, per fare un esempio, per spiegarci, gli incassi che non ha la CTV. Ma attenzione, non solo nel periodo di crisi di queste 9 settimane, per quello che sarà il periodo di crisi, ma anche dopo. Cioè a noi mancheranno sicuramente, per i prossimi mesi, non sappiamo quanti, speriamo meno possibile, ma sicuramente mesi, gli introiti dei turisti. Quegli introiti che l'azienda utilizzava per pianificare le corse. Faccio l'esempio della CTV perché insomma, riguarda tutti noi e mi sembra doveroso, ma è per spiegare cosa Draghi sta dicendo. Questo vale ovviamente se vale per un'azienda pubblica come la CTV. Pensate a un'azienda privata che soltanto, piccola o grande che sia, credetemi che importa più forse il settore dov'è che non la dimensione dell'azienda. Chiaramente quelle turistiche, la filiera turistica sono le più colpite in assoluto, parliamo di redditi zero, ma non solo adesso, anche nei prossimi mesi, perché quelle persone vivono questo momento, oltre che vabbè, con la paura del contagio e così via, ma soprattutto atterrite di qual è il loro futuro. Ecco perché stiamo chiedendo misure immediate, ecco perché dobbiamo razionalizzare le linee del trasporto, che non riprenderà come se niente fosse domani mattina. Lo dico perché poi voglio che questa cosa qua sia chiara e su questo ci aspetteremo parole di incoraggiamento da parte anche delle opposizioni, perché a livello nazionale è stato chiesto da partiti di governo una collaborazione con le forze politiche. Io credo sia un appello giusto e correttissimo. Dobbiamo lavorare, anche se speriamo di poter fare qualche critica positiva, portare dei contributi, perché questo mi sembra il minimo, no, in una discussione. Ma perché a livello locale a qualcuno non ha capito che va fatto questo? Anche qui va fatto così, per non fare confusione nelle persone. Per non fare confusione nelle persone, bisogna dire le cose e dire sempre la verità in maniera trasparente. Uno sulla base di questo anche un po' si riorganizza. Non fa piacere a nessuno quello che è successo, ma dobbiamo tenere in vita le imprese. Draghi, insisto qua sulla lettera che sta scrivendo, questa è stata pubblicata sul New York Times se non sbaglio, mi sembra che sia questo il testo. Il Financial Times, scusate, Financial Times. Noi l'abbiamo tradotta ieri, ma oggi è in tutti i giornali praticamente. Le aziende di ogni settore devono far fronte alle perdite di introiti e molte di esse stanno già riducendo la loro operatività e licenziando i lavoratori. Appare scontato che ci troviamo all'inizio di una profonda recessione. Da nostre osservazioni, dico così, adesso stiamo parlando, non sono ancora previsioni certe, ma noi parliamo di almeno un 10% di perdita del PIL. Cioè, conseguenze realmente pesanti per tutta la nostra nazione, perché è stato colpito il polmone industriale dell'Italia. Quando si parla del nord, noi stiamo pagando, oltre che alle vittime, paghiamo, per fortuna c'è un sistema sanitario che regge, speriamo che si fermi qui, ma comunque il colpo per l'Italia è durissimo, perché qui c'è proprio la produzione del sistema paese, il grosso è qui, tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, non c'è dubbio. Salto delle cose, ma che cosa consiglia Draghi? Ma per proteggere l'occupazione e la capacità produttiva in un periodo di grave perdita di reddito è indispensabile introdurre un sostegno immediato alla liquidità. Questo è essenziale, la liquidità è essenziale per consentire a tutte le aziende di coprire i loro costi operativi durante la crisi. Cioè tu puoi anche chiudere bottega, ma hai dei costi che comunque continuano ad andare avanti. L'affitto, la sicurezza, la guardiania, poi quando riaprirai con qualcuno con qualche costo minimo devi farlo se ce la fai a riaprire, perché tanti non riapriranno proprio. Per cui bisogna iniettare liquidità. Questo è essenziale per consentire a tutte le aziende di coprire i loro costi operativi durante la crisi, che si tratti di multinazionali o a maggior ragione di piccole e medie imprese, oppure di imprenditori autonomi, persone singole, che sono in questo momento quelle che stanno pagando un prezzo altissimo perché non hanno nessuna copertura.
La copertura che è stata data, la diciamo a tutti, c'è una copertura su questo primo, perché per carità è una prima risposta, sono stati dati 600 euro per il mese di marzo, questa è la copertura. Dopo su questo parlerò anche, darò qualche indicazione su come fare comunque per chiedere questi contributi all'INPS, però lo capite anche voi, penso, non so, che non solo non è sufficiente, per certi versi potrebbe essere anche discutibile, ma insomma l'importante è che ci sia invece adesso subito una misura, insieme a tanti decreti di chiusure delle strade, di tenere la gente a casa e così via, adesso cerchiamo anche di portare qualcosa di concreto su una manovra economica. Per aggiungere, allora lui dice, per aggiungere ogni, io sto saltando per abbreviare, per aggiungere ogni piega dell'economia è quella di mobilitare, l'unica strada, dice lui, è quella di mobilitare in ogni modo l'intero sistema finanziario, il mercato obbligazionario, soprattutto le grandi multinazionali, e per tutti gli altri le reti bancarie e in alcuni paesi anche il sistema postale. Ma questo intervento, eccolo qua il passaggio, va fatto immediatamente, cioè se lo facciamo fra un mese potrebbe essere già un disastro, immediatamente, evitando, in Italia poi, le lungaggini burocratiche. Io mi sono segnato alcuni punti perché dà il senso di un disegno che va assolutamente perseguito con grande foga. Ecco, questo è un passaggio un po' più tecnico, poiché in questo modo si trasformano in vettori degli interventi pubblici, cioè lui dice grande intervento pubblico, grande debito pubblico che passi attraverso il finanziamento della liquidità di chi il lavoro ce l'ha, cioè delle imprese o degli artigiani o dei commercianti o degli professionisti che il lavoro ce l'hanno. Non dobbiamo aspettare che diventino disoccupati per poi sostenere i disoccupati con 600 euro qualche volta. Dobbiamo difendere quelli che hanno il lavoro, perché è quello che ci consente di tenere vivo il paese. Questo passaggio è fondamentale da capire. Non dobbiamo pensare che tanto dopo qualcuno arriverà a sostenere la gente che ha disoccupazione, perché un conto sono 9 settimane, un conto è gestire la cassa integrazione di un paese intero. Conti che abbiamo fatto noi, l'avevo fatto anche l'altro giorno, sono spanometrici ma si va vicino. Calcoliamo di avere 10 milioni di lavoratori a casa. In questo momento non stanno lavorando, la maggior parte o per decreto o per situazioni varie, ma insomma sono state chiuse le imprese. 10 milioni, calcoliamo di dare 1.000 euro a persona, costa 10 miliardi al mese, il che vuol dire che calcolando su 6 mesi sono già 60 miliardi. Se teniamo a casa 10 milioni di persone. Ed è probabile che quelli che stanno lavorando, alcuni lo fanno in perdita, come tanti commercianti continuano a tenere aperte, non so, penso a Rialto, le attività di pescheria, ma non ci stanno guadagnando, come non ci guadagnano neanche i pescatori, ormai i prezzi sono anche andati molto bassi. Ci sono attività che vanno avanti per puro volontariato, per puro spirito sociale, di dare da mangiare alla gente, di tenere anche sul morale generale. Quello è quello che stiamo facendo tutti quanti. E questo è il ringraziamento profondo che va dato alla nostra società civile. Però i conti bisogna farli. E allora lui dice, questi soldi pubblici sotto forma di garanzie di Stato su prestiti e scoperti aggiuntivi, regolamenti e normative collaterali non dovranno ostacolare in nessun modo la creazione delle opportunità necessarie a questo scopo nei bilanci bancari. Cioè se la banca garantirà le liquidità, cioè garantirà il debito del privato, non deve essere che poi a quel punto la banca va in sofferenza e per cui troverà un sacco di sofferenze bancarie, si chiamano, perché a quel punto là le nostre banche verrebbero mangiate da altre banche pubbliche. Per cui ci vuole una norma che sterilizzi quei prestiti che arriveranno tramite le banche ai privati tutti, per bloccare gli impegni di spesa che hanno, i debiti che hanno, ma che non vadano a incidere sui bilanci delle banche, proprio per poter continuare a essere in attività. E la stessa cosa, il costo di queste garanzie non dovrà essere calcolato sul rischio creditizio dell'azienda, cioè l'azienda, questa manovra, che è limitata e limitante al periodo di crisi e ai settori di crisi, deve essere sterilizzata nei bilanci delle aziende, perché sennò il bilancio non quadrerà mai. Come si fa durante una guerra? Nel dopoguerra si fa così, cioè si fa dare dall'Europa un tot di miliardi, cioè io penso che ci vorranno almeno 500 miliardi. E questo è che bisogna andare tutti uniti, tutti insieme a dire o così l'Europa o l'Europa non serve. Questo ormai l'abbiamo capito tutti. Non può essere che ci arrivino le mascherine dalla Cina domani questa roba qua. L'unica salvataggio ormai dell'idea dell'Europa è che effettivamente batta, no un colpo, faccia sentire la sua presenza vitale. Allora si capirà, per gente come me che ha sempre difeso l'idea europea,
capirà che aveva senso, avevamo ragione. Ma se questo non succede, sappiate che ci siamo giocati l'occasione, si tornerà sicuramente a qualcosa di diverso, perché così come così l'Europa non serve a niente, proprio non serve, non è una questione di idealità e basta, ma così non serve a niente. Per cui siccome io ci credo che però andando tutti insieme possiamo farci dare queste cifre, che vanno a generare liquidità e garanzie per tutte queste imprese private, vuol dire anche, in questo caso anche attraverso l'orme che deve fare il governo. E difatti Draghi dice, solo se i debiti contratti per mantenere i livelli occupazionali durante quel periodo verranno alla fine cancellati. Cioè quei debiti che oggi vengono sterilizzati, come si fa in una guerra, poi alla fine calcolato, prima si allontanano e poi vengono chiusi, vengono semplicemente accollati come debito di Stato. Questo è l'unico modo, perché un'impresa non ce la potrà fare mai, soprattutto se è sottocapitalizzata o non ha liquidità sufficiente, non ce la farà mai poi a restituire nel tempo il danno di questo periodo. E per questo periodo non sono 9 settimane. Se parliamo del settore turistico è molto più lungo. Faccio l'ultima nota che mi sembra importante. I livelli di debito pubblico dovranno essere incrementati, ma l'alternativa, la distruzione permanente della capacità produttiva, cioè se tu non aumenti il debito pubblico, e lo dice uno che è sempre stato contrario al debito pubblico, ma in questo caso ci vuole, serve, perché è una situazione assolutamente emergenziale. Se tu, dice Draghi, persona veramente competente, dice se il livello del pubblico dovranno essere incrementati, l'alternativa, cioè se non lo fai, la distruzione permanente della capacità produttiva e pertanto della base fiscale sarebbe molto più dannosa per l'economia e in ultima analisi per la fiducia nel governo. Cioè se noi, per capirci, se noi non facciamo debito pubblico e salviamo le imprese che danno i posti di lavoro, le imprese falliranno e chiuderanno e la gente sarà a casa. Ma nessuno pagherà le tasse, per cui lo dico anche ai dipendenti pubblici dello Stato, dei comuni. Anche i dipendenti pubblici rischiano una crack di liquidità nel sistema pubblico. Siamo tutti nella stessa barca. Che qualcuno non pensi di essere a riparo da questa situazione. Ascoltatemi, lavoriamo insieme per ragionare assieme, tutti insieme, per trovare proposte concrete già adesso per capire se quei soldi, come io sono convinto, arriveranno dall'Europa, come entreranno nel sistema finanziario, nel sistema della liquidità delle imprese, degli artigiani, delle persone che mi scrivono, ma io cosa do a mangiare ai miei figli? Come vivo? E non glielo posso dire fra 2 mesi, devo dirglielo adesso. Basta pensare soltanto a fare decreti su decreti, concentriamoci anche sul tavolo dell'economia e delle riprese economiche. È fondamentale che non sento qualcuno fra un mese che si accorge che sta cosa è un disastro, perché intanto che siamo tutti a casa, che ci occupiamo giustamente prima della salute, nel frattempo bisogna convocare immediatamente gli stati generali dell'economia. E lo dice una persona che viene da terra, da niente, ma è evidente che è così. E questo è un appello accorato che faccio al governo, chissà che arrivi una telefonata per dire scusa, ma voi della città di Venezia volete partecipare a un tavolo? Non c'è il tavolo, costruiamolo insieme, facciamolo insieme, mettiamo insieme le migliori risorse del paese. Siamo a disposizione, Presidente, siamo a disposizione. Finisco, chiude così il discorso di Draghi, che tra l'altro in una nota dice la rapidità sarà assolutamente cruciale. La rapidità, si parla di giorni, di qualche una settimana, non di mesi. La rapidità sarà cruciale. Davanti a circostanze imprevedibili, per affrontare questa crisi occorre un cambio di mentalità, come accade in tempo di guerra. E noi abbiamo fatto il gabinetto di guerra, non a caso. Gli sconvolgimenti che stiamo affrontando non sono ciclici. La perdita di reddito non è colpa di coloro che ne sono vittima. Non è che perdiamo il reddito perché qualcuno è cattivo, che siamo incapaci. È successo un cataclisma mondiale che ha colpito il nostro territorio, a maggior ragione, io aggiungo forse prima di altri, speriamo di no, però mi sembra che adesso anche altri capiscano, ma senz'altro è un cataclisma. E il costo dell'esitazione potrebbe essere fatale. E siccome esitazione in Italia ne ho vista tanta, io ho visto spesso gente che dice è troppo presto, rinviamo la discussione, rinviamo la decisione. Questo è il metodo per prendere voti, per accontentare tutti. Siccome non so cosa dire, perché ognuno ha un'idea diversa, allora il politicante cosa fa? Dice pensiamoci bene, tutti quanti, sì, meglio, siamo d'accordo, pensiamoci bene. No, bisogna agire adesso, bisogna agire. Adesso chi ha la responsabilità agisce, ha la responsabilità del governo, decide il governo, ma deve agire.
Noi stiamo dicendo che non sentiamo niente, ma neanche una telefonata, per cui credo stiano agendo poco e bisogna sollecitarli a farlo con spirito nazionalista positivo, nazionale positivo. Il ricordo delle sofferenze degli europei negli anni '20 ci sia di avvertimento. La velocità del tracollo dei bilanci delle aziende private, provocate da una chiusura economica al contempo doverosa e inevitabile, dovrà essere contrastata con pari celerità. È stato rapido il virus, dobbiamo essere rapidi nell'antivirus, antivirus all'economia in questo caso ovviamente. Dovrà essere contrastata con pari celerità dal dispiegamento di interventi del governo, dalla mobilitazione delle banche e in quanto europei dal sostegno reciproco per quella che è innegabilmente una causa comune, aggiungo io, europea. Insomma, io ringrazio e saluto il Presidente Draghi per questo intervento, ci ritorneremo parlando dei nostri problemi che sono in linea con queste problematiche, perché sono pezzettini, pezzi dello Stato che deve tornare, dobbiamo assolutamente tornare. Adesso parto con una buona notizia invece sulle cose che ci riguardano più direttamente ed è una direttiva che ha fatto appunto la Regione Veneto. Voglio ringraziare la dottoressa Francesca Russo perché insomma anche ha sentito anche le nostre sollecitazioni, insomma comunque la ringrazio perché è una cosa che ha esteso a tutto il Veneto. E vi ricordate il tema dell'uscita dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, che dicevamo che potrebbero aver bisogno di un permesso speciale, insomma, per poter almeno prendere aria se stare a casa possa creargli dei disturbi particolarmente più gravi, insomma. E, hanno ascoltato le nostre ragioni, ha sentito l'assessore, l'ASL e tutti quanti, insomma mi sembra bene perché con questa direttiva si è dato risposta positiva, dice in sostanza che queste persone, alcune indicazioni sono queste, alcune indicazioni che riguardano soggetti con grave disabilità intellettiva, con disturbi dello spettro autistico e con problematiche psichiatriche con necessità di supporto, persone che hanno l'accompagnatore. Tali soggetti sono spesso connettati da particolari problemi comportamentali incompatibili con una lunga permanenza in spazi chiusi. Tali problemi rientrano tra le motivazioni di salute che autorizzano lo spostamento dalla residenza qualora, attenzione bene signori, qualora il medico specialista dell'ASL, del servizio di afferenza ovviamente, abbia, diciamo che ha in carico la persona, su richiesta della famiglia, abbia certificato come situazione di necessità. Per cui insomma, se stesse in casa questa persona avrebbe una condizione di peggioramento delle condizioni generali di salute e per cui quello che diciamo come notizia, chiamate l'ASL, cioè i soggetti affetti di qui sopra, queste persone particolari, pertanto possono uscire dalla propria abitazione con l'assistenza necessaria di un accompagnatore, limitando l'uscita allo stretto necessario e adottando tutte le misure di prevenzione raccomandate dalla normativa vigente. Distanza interpersonale con terze persone, uso di mascherina, aggiungo io la distanza di 200 metri, insomma è un modo per prendere un po' d'aria perché è l'unico modo. L'accompagnatore avrà cura di portare con sé apposita autocertificazione, quella che avete tutti. In più il corredo del predetto certificato medico speciale che verrà rilasciato dall'ASL. Per cui rivolgetevi all'ASL e ripeto, questa indicazione è per i soggetti con grave disabilità intellettiva, con disturbi dello spettro autistico e con problematiche psichiatriche con necessità di supporto. Per queste persone si rivolgono al loro medico diretto dell'ASL, quello che li segue, e chiedano se hanno bisogno, se sentono necessità, di avere un'autorizzazione speciale a poter uscire assieme all'accompagnatore per poter prendere aria qualche minuto. Adesso io passerei al rapporto solito della polizia locale, la polizia locale, dove abbiamo anche qualche foto, mi sembra, sui posti di blocco, credo di oggi. Insomma, volevo ringraziarli con qualche foto, se si vedono. Intanto vi dico, ieri 26 marzo, sono state controllate 39 persone. Il totale delle persone controllate, parlo sempre di polizia locale, abbiamo controllato fino adesso 1087 persone. Parlo di controlli soltanto per il coronavirus, ovviamente, per capire perché vanno in giro. Non abbiamo denunciato nessuno, per cui la gente ha cominciato a essere regolare in tutti i suoi movimenti. Restano sempre in totale 60 persone denunciate dall'inizio dell'attività.
Abbiamo ieri controllato un esercizio commerciale, ma si è risultato in regola. Il totale degli esercizi controllati è 354 e sempre 5 sono i titolari che abbiamo denunciato. Grazie a questi uomini perché insomma, ci rincuorano la loro presenza. Vediamo un attimo se devo capire bene cosa devo fare, mi sono perso qua. Ah sì, ecco qua, c'è un'adesione che noi vogliamo dare alla proposta dell'ANCI. L'ANCI voi sapete che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Allora, il 31 marzo, martedì, se non erro martedì, sì perché ormai per me le giornate sembrano tutte uguali, sono sempre qua. 31 marzo, bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio, lo osserverò anch'io davanti a Cafarsetti con la fascia tricolore. Il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, un amico, comunque una persona che si sta veramente impegnando molto per migliorare le proposte del governo, lavoriamo continuamente tramite l'associazione ovviamente, ci sentiamo su delle chat dei sindaci metropolitani, però voglio ringraziarlo del suo lavoro, lo dico pubblicamente. Cito solo due passaggi della lettera che ha mandato ai sindaci. Dice, noi sindaci, come sempre succede nelle grandi emergenze, noi sindaci, che siamo i rappresentanti istituzionali più prossimi ai cittadini, diventiamo destinatari e custodi dei cittadini, legittime preoccupazioni e delle loro comprensibili angosce. Insomma, siamo la prima linea, io dicevo trincea, ma insomma quella, sottoposti come siamo alla forte pressione del carico di responsabilità di una comunità intera. Dopo tutto quello che è successo, insomma, noi diciamo che per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l'uno all'altro, come sappiamo fare noi sindaci, dice sempre Antonio De Caro. E lui dice, ti chiedo di condividere un gesto proposto dal presidente della provincia di Bergamo, il sindaco Gianfranco Gafforelli, ed è appunto quello che ho appena annunciato. Noi aderiamo il 31 marzo alle 12, io andrò davanti a Cafarsetti in maniera simbolica con la fascia tricolore, osserviamo un minuto di silenzio davanti al municipio con la bandiera esposta a mezz'asta. Noi nell'occasione ho dato mandato di cercare, perché poi tecnicamente c'è sempre da lavorare, di questi tempi è abbastanza difficile sempre, vorrei far partire l'inno d'Italia dopo il minuto di silenzio, martedì 31 marzo, facciamo partire l'inno d'Italia e l'inno della città di Venezia. Lo vorrei, se riusciamo, metto l'amplificatore a Cafarsetti, fuori ovviamente da Cafarsetti, e lo stessa cosa farò in via Palazzo, municipio appunto a Mestre, entrambi allo stesso momento. Io sarò davanti a Cafarsetti, ma allo stesso momento poi il minuto di silenzio chiediamo a tutti per onorare le persone che sono morte e per ringraziare i sanitari in prima linea, insomma, i medici, gli infermieri, le OSS che stanno insomma, a rischio del pericolo proprio della loro incolumità, stanno difendendo tutti noi e le persone ammalate. E facciamo partire la musica perché ci sentiamo tutti Italia e ci sentiamo tutti veneziani. Ecco, io detto questo lancerei un video, prima di lanciarlo un attimo, lancerei un video e poi lascerei parlare l'assessore Simone Venturini che racconta un po' sul tema del sociale, che cosa stiamo facendo, perché stiamo lavorando moltissimo. Chiaramente non possiamo fare i nomi, le presenze, questo mi pare evidente, però vogliamo raccontarlo insomma con una sua descrizione di aggiornamento un po' generale a volo d'uccello, e avremo tempo poi di tornare. Come sempre dico a tutti, anche su questo che diciamo eccetera, ci fa piacere se ci scrivete, se ci mandate informazioni, i vostri suggerimenti, le vostre idee, anche sul discorso del sociale. Secondo noi è una delle cose più importanti che deve essere fatto, quello di aiutare gli ultimi. Vogliamo che tutti siate convinti che lo stiamo facendo veramente, ci mettiamo il cuore. Perché, insomma, ecco, lanciamo un video sulla sanificazione degli autobus, i vaporetti in città, perché vogliamo che tutti siano tranquilli che noi questa cosa non è che l'abbiamo fatta una volta, la facciamo tutti i santi giorni. E per cui sappiate che quei luoghi sono a posto, sono sanificati, per quello che possiamo stiamo facendo in tutta la città. Ecco, parte il video e poi, ecco, adesso quando è finito il video intanto facciamo venire Simone, così si avvicina qua, io mi sposto per motivi di necessità evidentemente. Lo faccio ancora.
però nei momenti in cui serve faccio anche questo qui facile. Passano questo prodotto su tutte le parti, su tutte le superfici orizzontali e verticali, le pareti e quant'altro. Come vedete, buongiorno a tutti, stiamo lavorando su tutti i fronti. Qua siamo alle Vaschette, a Marghera, e stiamo ripulendo completamente un quartiere abbandonato e continuano anche questo tipo di servizi che sono particolarmente impegnativi e particolarmente anche però richiesti dalla gente, perché in questo periodo gli ecocentri sono chiusi e qualche furbetto tende ad abbandonare i rifiuti. Ripetiamo, non abbandonate i rifiuti, abbiate pazienza, teneteveli in garage, in magazzino, in cantina, ma non abbandonate i rifiuti, perché ci obbliga poi ad attivare dei servizi che sono particolarmente impegnativi. Siamo qui al Tronchetto intanto, da giorni ci siamo trasferiti nell'unità operativa, la Smart Control Room. Da qui, da giorni, il sindaco coordina gli interventi in tutta la città, interventi di polizia, di protezione civile, interventi sui trasporti pubblici, di controllo del territorio, ma anche interventi di coordinamento dell'ambito sociale. È un periodo difficilissimo per tutti, ma in particolare le persone più fragili soffrono estremamente questa situazione. Allora, quando tutto è nato, il 23 febbraio, quando è iniziata l'emergenza, ci siamo trovati in azienda sanitaria con tutti i sindaci dell'ULSS 3 e il sindaco Brugnaro mi ha preso in disparte e ha detto: non dobbiamo lasciare indietro nessuno. E il sindaco ha particolarmente sottolineato questa importante priorità: non lasciare indietro nessuno in queste giornate. Non è assolutamente facile, evidentemente, non è assolutamente scontato, perché i comuni sono stati lasciati soli il più delle volte ad affrontare emergenze anche di tipo sociale. Un'attenzione particolare la stiamo dando alle persone più fragili, quindi anziani, persone disabili, persone anche che hanno già delle fragilità proprie che portavano in dote e in questa situazione sono addirittura scoppiate o peggiorate. Ma anche molta attenzione stiamo dando a tutte quelle famiglie che prima vivevano un percorso di ordinarietà, di tranquillità e anche di serenità, che questa emergenza del virus ha completamente sconquassato, stravolto. Famiglie che oggi si trovano a gestire situazioni difficili, di convivenza, di paure, di precarietà, e proiettano anche sul futuro molte preoccupazioni e molte paure. Per questo, già lo annunciamo, ma il sindaco l'ha detto anche ieri, lunedì prepareremo e lanceremo un servizio di supporto psicologico in accordo con la Croce Rossa. Da lunedì poi vedremo tutti quanti i dettagli necessari, ma l'idea è appunto offrire un servizio per affiancare alle famiglie che in questo momento possono avere delle difficoltà, ma anche alle persone sole, un servizio, un numero amico, un numero da chiamare per esprimere eventuali perplessità, dubbi e paure. Un'attenzione alla fragilità che si concreta non solo in una telefonata, ma anche nel funzionamento dei servizi sociali.
La macchina del Comune di Venezia è molto complessa, ci lavorano tantissime persone per garantire i servizi sociali a tutte le fasce di popolazione. È un impegno gravosissimo anche e solo nelle fasi ordinarie. Immaginate voi in queste giornate in cui tutte le tensioni poi si fanno sempre più acute e tutti i bisogni emergono ancora più fortemente. Allora l'impegno del servizio, ad esempio il servizio disabili, è straordinariamente importante perché moltissimi bambini sono a casa da scuola, moltissimi bambini che prima a scuola avevano un aiuto e un supporto operato da operatori professionali non ce l'hanno più e quindi il Comune ha dovuto reinventarsi completamente moltissimi servizi. Ad esempio, per darvi due dati, il Comune segue oggi 1600 persone disabili in tutto il Comune di Venezia, di cui 444 minori. 201 ragazzi che prima frequentavano i centri diurni per ragazzi disabili, da un giorno all'altro sono rimasti a casa. Se già per noi è difficile cambiare le abitudini, pensate voi cosa può essere per un ragazzo disabile e per la sua famiglia. A questi dobbiamo dare risposta e aggiungiamo anche i 370 bambini che a scuola hanno avuto l'assistente scolastico. Noi glielo stiamo offrendo anche a casa questa possibilità, perché possano ritrovare e ricreare tutte le loro dimensioni anche di serenità, di tranquillità, quella dimensione di abitudine che rischiavano di perdere. E poi veniamo ai nonni. I nostri nonni sono il nostro patrimonio, sono anche le persone più a rischio in questo momento, ma sono quelli che ci danno anche la gioia di un sorriso, di un racconto. Salutiamo tutti i nonni e tutte le persone un po' più anziane che ci stanno guardando, o meno giovani, che non si offendano, o meno giovani. Loro hanno un importante ruolo sociale. Allora, prima di parlare dei nonni, guardiamo un servizio sulle nostre case di riposo che hanno girato i nostri inviati questa mattina per raccontarci un po' cosa vuol dire oggi essere in una casa di riposo e cosa vuol dire farle funzionare bene. Vediamo se il servizio ce l'abbiamo. Eccolo qui. IPAV, Istituzione Pubblica di Assistenza Veneziana, sono 831 dislocati in 5 strutture, 3 a Venezia, Zitelle, alla Giudecca, San Lorenzo e San Giobbe, e in terraferma Residenza Contarini con 120 posti letto e questo centro servizi in cui ci troviamo, antica scuola dei battuti, con 351 posti letto e una comunità psichiatrica. Sin dal primo giorno di chiusura, non mi ricordo, abbiamo chiuso la struttura il 7 di marzo, quando ancora c'era chi diceva è una semplice influenza, noi abbiamo capito la gravità e abbiamo chiuso tutto, abbiamo blindato la struttura, abbiamo dotato tutte le residenze di tecnologia di tablet in maniera tale che gli utenti riescano ad essere in contatto, quindi il lato famiglia, con i propri cari che continuano a vivere trascorrere le loro giornate qui, potendo comunque comunicare all'esterno. Noi siamo gli educatori, ci siamo presi cura di questa progettualità per riuscire a mantenere la relazione tra i nostri residenti e i loro cari, cosa che per noi è di primaria importanza. E abbiamo visto nel corso di queste settimane, perché ormai questa progettualità è attiva da più di 2 settimane, quanto abbia dato valore alla serenità, alla tranquillità dei nostri residenti e anche e soprattutto quella dei loro cari che in questo momento ci stanno affidando le loro persone, insomma i loro genitori, le loro sorelle, i loro fratelli. Per quanto riguarda l'anziano, in un primo momento non nego che si trova un po' spiazzato dal fatto che in un apparecchio che a volte manco non conoscono vedano il proprio caro, e poi in un certo momento, quando vedono che l'immagine inizia a muoversi e sentono le loro voci, iniziano a capire che possono interagire con loro e quindi iniziano a sorridere, a emozionarsi e non nego che anche a commuoversi. Cominciano a chiedere naturalmente dove sono i propri familiari e poi comunque molti ascoltano il telegiornale dove ovviamente non si fa altro che parlare dell'emergenza. Però il senso di tranquillità che si cerca di trasmettere è molto forte e quindi tutto sommato grossi cambiamenti dal punto di vista dell'umore rivolti all'emergenza in sé non sono molto percepiti. La linea è uguale per tutti, forse un po' per le persone più autonome che uscivano dalla struttura per andare
anche nei punti di ritrovo, forse lì si sono venute fuori le problematiche maggiori. Sono circa 2600 i nostri nonni nelle case di riposo che in questi giorni stanno provando a sperimentare gli iPad. Già per noi, insomma, alle volte non siamo proprio perfettamente pratici con gli iPad, con le videochiamate, con i servizi di web conference, ma pensate voi un anziano di 93 anni o 95 anni che parla con un iPad e vede il nipotino che magari ha 5-6 anni e anche lui si annoia a casa da scuola e insegna alla nonna a usare l'iPad avendolo appena imparato con la maestra. È una situazione paradossale, difficile sicuramente, ma dobbiamo tirar fuori anche il meglio che questa situazione può darci. 2600 nonni che stanno sperimentando, chi più chi meno, gli iPad in questi giorni. Ed è un compito importantissimo riuscire a gestire gli accessi, i servizi, la ristorazione. È un mondo complessissimo una casa di riposo e oggi c'è una particolare attenzione e cura per evitare che ci possano essere situazioni a rischio, perché evidentemente gli anziani delle case di riposo sono particolarmente a rischio. Seguiamo come comune anche 1300 anziani a casa, 1300 attraverso la Fondazione Venezia Servizi alla Persona, con operatori straordinari che ogni giorno vanno nelle case e nelle case aiutano gli anziani ovviamente meno autosufficienti, per arrivare a una situazione di autonomia. 200 anche anziani sono a casa con l'Alzheimer e questo è molto importante, riuscire a dargli delle risposte. E stiamo attivando anche un'assistenza telefonica a tappeto e contatteremo un sacco di anziani a breve telefonicamente. Forse abbiamo anche un video di alcuni nonni che cantano nelle nostre case di riposo e vediamolo perché dà l'idea di come si cerchi di tenere alto il clima anche in questi giorni. Stiamo passando un brutto periodo anche noi, però i nonni, poverini, stiamo cercando di tirarli su il più possibile, cerchiamo di mettergli musica, fargli vedere la televisione, cerchiamo di non fargli capire questo brutto periodo che stanno passando, perché anche loro capiscono che c'è qualcosa che non va, quindi stiamo cercando insomma di tenerli più su di morale possibile. Cerchiamo di mettergli anche un po' di musica, cantiamo assieme a loro, cerchiamo di fargli passare la giornata migliore possibile. Ce la stiamo mettendo tutta perché stiamo passando proprio un brutto periodo e quindi stiamo cercando di essere presenti, di avere anche noi il morale sempre a 1000 perché sappiamo che la situazione è molto difficile. In questo momento qua è un po' dura, però stiamo cercando di lavorare il più possibile con l'equipe dei nostri infermieri operatori per garantire il più possibile la nostra presenza nelle varie fasi giornaliere con i nostri ospiti, in modo tale da fargli sentire sempre la nostra vicinanza. Nell'impossibile cerchiamo comunque di arrangiarci. In questo caso li faccio io perché già a casa mi arrangio con mio marito, mio figlio e i miei suoceri, perciò è per me un piacere farlo. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta, veleno vicino, se zinga la testa, dove la vittoria e torna la gloria che schiava di Roma, di Dio Ecco, tra questi nonni ben 5 sono sopra i 105 anni, eppure trovano ancora la forza di cantare Fratelli d'Italia e darci un insegnamento importante, di avere comunque il sorriso anche in queste difficoltà, perché ci dà la forza per andare avanti e dare risposte anche a loro. Parliamo anche di persone ai margini, perché molti ci chiedete cosa stiamo facendo anche per le persone in situazioni di estrema marginalità, i senza dimora o le persone più in difficoltà e ai margini della nostra città. Queste persone possono contare ad oggi su un numero verde per persone senza dimora, che forse abbiamo anche in sovraimpressione, ed è un numero verde dedicato appunto ai cittadini che possono segnalare all'800 58 92 66
tutte le segnalazioni eventuali che dovessero incontrare per strada e si attiverà subito il nostro servizio sociale di strada per vedere se la persona ha bisogno, sta bene, sta male, soffre, non soffre e interveniamo, ben sapendo che alle volte le persone fanno una scelta di vita che non è spesso compatibile con una scelta poi dentro casa. Dormitori, stiamo raddoppiando anche il servizio di docce perché in questo periodo è bene anche avere una particolare attenzione all'igiene personale anche per le persone in strada. È attivo anche il centro antiviolenza, purtroppo la violenza non si mette in pausa, purtroppo anche in questi giorni in cui siamo chiusi in casa alle volte la rabbia e la tensione può crescere, è bene sapere che è attivo il centro antiviolenza del Comune di Venezia con il numero 041 274 4222 a cui chiamare, eventualmente prendere un appuntamento telefonico per un colloquio. Ovviamente per situazioni di emergenza e di estrema urgenza 112, 113 i numeri dell'emergenza sono sempre validi per un intervento rapidissimo. Vado a concludere con un grande ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni si stanno dando da fare nelle case di riposo, nei servizi sociali del comune, ai nostri funzionari, l'assistenza domiciliare, l'integrazione scolastica per le attività che stanno facendo. Ma un grande grazie anche a tutti i volontari che si attivano su segnalazione dello 041 041, il numero unico del Comune di Venezia a cui le persone sole o in difficoltà, anche le persone in isolamento o in quarantena, possono chiamare per chiedere aiuto nelle attività che non dovessero riuscire a fare loro con i loro parenti. È un'attività importante, pensate la Protezione Civile sta consegnando circa 240 forniture in queste giornate alle famiglie che sono isolate in quarantena prive di rete familiare, insieme alla Croce Verde di Mestre Venezia. Un intervento importante, quindi chi avesse bisogno chiami lo 041 041, mi raccomando però solo per reali necessità, rischiamo se no di intasare questi servizi che sono preziosissimi. Chi ce la facesse da solo può chiamare parenti e amici per questo tipo di servizio oppure utilizzare questo utilissimo nuovo servizio del Comune di Venezia per i negozi che svolgono spesa a domicilio sul portale Dime. È via via in fase di implementazione, quindi possiamo trovare fruttivendoli, macellai, supermercati che consegnano a domicilio. Per ringraziare i volontari in tuta gialla, la Protezione Civile, abbiamo un servizio finale in cui vi spieghiamo cosa fanno i volontari di Protezione Civile e lascio poi di nuovo la parola al nostro sindaco. Grazie. Uova, poi 2 confezioni fette biscottate. Normalmente noi veniamo allertati con un messaggio la sera precedente e ci troviamo qua in sede dove vengono stabilite le squadre e assegnati i compiti della giornata. Ormai da più di una settimana noi ci dedichiamo alla consegna delle spese per le persone sia in quarantena che impossibilitate a muoversi legate a problematiche di anzianità o difficoltà, insomma. Ci viene dato l'elenco della spesa, ci richiamo a un supermercato e ormai riconoscendoci ci danno una via preferenziale, agli cittadini stessi ci concedono e capiscono il nostro lavoro e ci lasciano passare. Fatta la spesa, noi da oggi nel caso delle persone in quarantena ci recheremo alla Croce Verde dove sarà compito suo consegnarlo a domicilio. Adesso abbiamo ricevuto la spesa dai volontari della Protezione Civile, Dipartimento di Protezione Civile Comune di Venezia, e andiamo a consegnarla direttamente nelle abitazioni, nei domicili dei pazienti, di quelle persone che sono purtroppo affette e hanno la positività del Covid-19. Abbiamo appena consegnato la prima spesa della giornata a una famiglia che è risultata positiva al coronavirus e niente, adesso continueremo con il nostro servizio. Fa piacere vedere la gratitudine di queste persone che comunque rimangono in casa come va fatto e come dobbiamo fare tutti, tranne noi che comunque siamo in prima linea e dobbiamo comunque svolgere questo tipo di servizi. Mi raccomando, state in casa. Abbiamo circa un 70 volontari su tutto il Comune di Venezia che sta operando per consegnare le mascherine piuttosto che per portare le spese. Queste 70 persone sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione che ogni mattina vengono qui e partono dalle loro famiglie e vengono qui a dare una mano. E facciamo un turno praticamente di 10 ore per riuscire a sopperire a tutte le richieste. Beh, siamo tornati
Siamo tornati in diretta. Beh, intanto abbiamo scoperto Simone Venturini, che ringraziamo come un ottimo aiutante che utilizzeremo ancora, anche perché la stanchezza comincerà a farci sentire fra un po'. Comunque grazie a Simone, anche perché credo sia stato abbastanza esaustivo, ma soprattutto perché tiene un rapporto veramente familiare con tante persone, con tanti nostri operatori che ovviamente, insomma, io voglio salutare assieme a lui perché veramente si impegnano giorno e notte. Insomma, avete visto il clima. L'importante è che anche dal punto di vista psicologico i nostri anziani, i nostri nonni restino carichi, un po' perché ci danno fiducia, sinceramente sentirli bene ci fa bene al cuore. Secondo, perché danno un esempio grande ai bambini che in un momento del genere si formeranno sicuramente, la traccia di quello che succederà oggi resterà nella loro memoria. Dobbiamo essere degni di questi nostri comportamenti in questo tempo. Non è soltanto oltre a restare in casa, ma anche dentro in casa, riuscire a organizzare la giornata con un po' di ritmo, alzarsi la mattina, cambiarsi, prepararsi, sistemarsi, anche se magari poi si fa qualche chat con qualche amico, perché aiuta a tenere un ritmo, no? Cercare di non cambiare il giorno con la notte. Sappiamo di tanti, magari anche ragazzi, lo so che è divertente, con i ragazzi fanno le chat insieme, giocano, insomma cerchiamo di tenere dei ritmi quotidiani che non facciano perdere il rapporto spazio-tempo, insomma, perché non è facile restare rinchiusi, appunto, però è indispensabile. Per cui ecco, anche questo è il motivo per cui tutti quanti cerchiamo di salutare, di farli sentire tranquilli, di riuscire a stare insieme. Io adesso devo rispondere a un ragazzo, ma anche ad altri che ci hanno scritto, anche altre persone, per chiedere come si può aiutare. Mi sono arrivati diversi messaggi, mail, arrivano qua da noi, a tutta la centrale operativa, come posso dare una mano? Ecco, allora, in questo momento, tenetevi pronti, ma in questo momento non potete, semplicemente è più il danno e la confusione che non sarebbe di utilità oggi. Però appena noi riusciamo a capire quando si esce da questo momento di difficoltà, perché per legge, per essere della protezione civile bisogna aver fatto dei corsi, aver fatto delle sperimentazioni, cioè insomma conoscere una serie di questioni, per cui casomai poi vi mettete in lista, sarebbe bello per iscrivervi come volontari della protezione civile. Però mandateci le vostre disponibilità, comunque noi lanceremo, diciamo, un appello, lanceremo comunque un segnale, perché nel momento in cui dovremo consegnare, noi speriamo di riuscire a fare un ordine importante di mascherine, per essere pronti a distribuirlo a casa in maniera sigillata, però quando pensiamo che finisca la crisi. Anche su questo stiamo facendo i conti, perché dobbiamo spedire dei soldi in Cina prima che ci arrivino le mascherine. L'abbiamo fatto per 30.000 mascherine, sono arrivate oggi, mascherine dalla Cina, che sono dispositivi di protezione tecnici che servono agli operatori, per cui li diamo ai servizi essenziali del comune, non possono essere distribuiti ai privati. Però stiamo immaginando questa fornitura di 30.000 ci è arrivata ieri, adesso abbiamo fatto una richiesta di 100.000 perché purtroppo ne consumiamo tante, gli autisti della CTV, tutto il personale di Veritas, tutti gli operatori che avete visto li stiamo rifornendo noi. L'idea nostra, e allora abbiamo dovuto anticipare 40.000 euro del comune alla Cina, è venuto a pagare, perché io dico speriamo bene, poi ci sarà qualcuno magari dice che sperperiamo i soldi. Adesso vediamo se questo sistema funziona, ci arrivano le 100.000 perché siamo andati a scalare, stiamo pensando di fare un ordine di 100.000 di 1 milione di mascherine, scusate, che però costa circa, adesso sto dicendo numeri più o meno costerà circa 400.000 euro. Cioè 400.000 euro non sono 40.000 e spedirli in Cina così abbiamo un po' di timore, anche perché poi se questi qua in Cina non ci mandano, rischiamo di poi che qualcuno ci dica, perché qua è tutto così, ci dicono che abbiamo fatto il danno erariale. L'idea nostra è comunque che sarebbero necessarie riuscire a ottenerle, perché così nel momento in cui finisce lo stato di crisi, di emergenza, possiamo mettere nelle cassette postali. Abbiamo verificato se col fornitore riescono a imballarle 4 o 5 per sacchetto, pensavamo 5 noi, in maniera che lo diamo al nucleo familiare. Allora il sacchettino sigillato dove non facciamo manipolazione, allora potremo passare, perché se sono 1 milione di mascherine diventano evidentemente 200.000 sacchettini, e allora avrebbe una fornitura, avrebbe un senso e riusciremo ad arrivare a tutti. È impossibile, non è pensabile cominciare a girare adesso con le mascherine che non sono neanche sigillate senza avere una logica di dove andare, perché sarebbe una confusione troppo grande. Mentre facendo così
nel momento in cui le persone torneranno a uscire di casa, è probabile che ci sarà una qualche obbligatorietà di utilizzare le mascherine. Stiamo pensando di fare una direttiva specifica per la CTV dove obbligheremo tutte le persone anche dopo a entrare in autobus soltanto se provviste di mascherina, proprio per dare quella tranquillità e per preparare il rientro alla vita di tutti i giorni. Non sarà un percorso semplice, chiediamo a tutti già da adesso, non immaginatevi che non è successo niente, dobbiamo avere un po' di pazienza. Per cui ecco Mario, grazie della tua disponibilità, grazie a tutte le persone che ci hanno offerto, tanti sono amici proprio, grazie. Tenetevi pronti nel momento che abbiamo bisogno, perché mandare in giro per le case 260.000 persone, capite che è un lavoro, ecco magari qui 2 o 3 giorni vi chiederemo anche gli straordinari magari, per cui chi ha intenzione di farlo magari preparatevi perché potrete essere utili fra un po'. E già che ci siamo, vorrei anche far vedere il portale di Dime. Qui ci sono i numeri di telefono 041, adesso l'abbiamo tolto, non so se l'hanno tolto, eccolo qua, un attimo solo, 041041 è il telefono per le emergenze di tutti i servizi della città di Venezia. Però che siano servizi di emergenza, perché se intasiamo i numeri dovrebbero essere cose, so, notizie vere che servono di una certa urgenza. Poi c'è il portale Dime, che voi potete trovarlo facilmente, dentro, vediamo se riusciamo a aprire i servizi, eccolo qua, questi sono i servizi di Dime, dove all'interno dovrebbe esserci anche, oltre a una serie, ecco, l'elenco degli esercizi commerciali con consegna a domicilio. Ecco, su questo io faccio un appello ai commercianti, appello o comunque un invito, insomma, adesso non so che ulteriori parole usare per non sbagliare niente, insomma, ma un invito. Chi vuole gli esercenti ovviamente di alimentari, insomma, di forniture che possono servire per questi giorni, possono iscriversi a questo portale, cioè, non dovrei neanche dirlo, ma insomma ovviamente è tutto gratuito, e mettono il nome dell'esercizio, l'indirizzo, tutta una serie di dati che adesso magari scorrendo un pochettino si possono vedere, ecco vedete, qui abbiamo l'elenco dove ecco, è chiaro poi per gli utenti quale sia, diciamo, il servizio che questo negozio dà, servizio che è anche di, in questo caso, consegna a domicilio o della spesa o addirittura anche proprio di pranzi veri e propri. E noi suggeriamo anche di rendersi disponibile, se uno non riesce a fare le consegne o un supermercato non è in grado di organizzarsi, però una cosa molto interessante, molto utile per i cittadini sarebbe almeno raccogliere le prenotazioni. Non è difficile, magari si mette già un orario, se anche uno fosse da solo in bottega potrebbe dire, non so, dalle 7 alle 8 di mattina, o quando volete voi, insomma, un momento di scarica di lavoro o la sera quando avete finito, raccolgo le telefonate, mi dite a che ora passate, io preparo i pacchi, magari ai clienti più affezionati che conosco già, per cui di cui mi fido, preparo il pacco, la persona la sporta, la persona passa, ritira la sporta e non ha bisogno di fare la coda o di aspettare, insomma, per cui può fare una cosa anche senza magari bisogno di portare a casa la spesa. Lo dico per chi magari non può fare, non riesce, al negoziante o al supermercato, non riesce a organizzare le consegne, però se anche il supermercato potesse raccogliere almeno gli ordinativi con qualche logica, insomma, poi li mette là, dà un numeretto a questa persona, e questo arriva e semplicemente prende la spesa, paga e va via senza dover far code, magari si fa una corsia preferenziale per chi ha già fatto le prenotazioni, no? Dai un codice, eventualmente uno su quella coda si può mettere solo se ha il codice di prenotazione della sua spesa. Potrebbe essere la sua carta di credito o non so, un codice che deciderà il supermercato di chiedere, la carta di credito no, ma insomma un codice interno che consenta di snellire i tempi d'attesa delle persone. Ecco. E, anche qui c'è un'altra idea che ci è venuta da più parti, che è quella di, qualcuno lo sta già facendo, per cui è una buona idea, la dico così, però per tutti quelli che sono in condominio possono, in quel caso hanno già cominciato, mettere una lavagnetta sull'androne delle scale, in maniera tale che ognuno liberamente scrive, e una persona si incarica di andare a fare la spesa, dice oggi devo andare a fare la spesa io, qualcuno vuole aggiungere la spesa per sé, e allora c'è il signore, la famiglia Rossi, si aggiunge e dico guarda, per la famiglia Rossi se ne puoi comprare questo, questo e quello, e dopo la cifra uno lascia sulla porta la spesa e l'altro li lascia su una busta i soldi o gli dà prima sotto la porta, insomma, in modo che i condomini avrebbero un vantaggio in questo, perché magari ci sarebbe un maggior servizio senza dover uscire, insomma, soprattutto magari per le persone che più anziane, magari più deboli, che preferiscono stare in casa, ecco.
Ok, detto questo, per cui fateci sapere se questa cosa la fate, ringraziamenti. Allora, un ringraziamento importante, doveroso e dovuto è a Marco Toson. Marco Toson rappresenta la fondazione Open Gate Cina e svolge, chiaramente assieme alla collaborazione della Weitang, che è la Camera di Commercio del governo di Suzhou. Suzhou è la città con cui noi siamo in qualche modo in rapporto, e è la città che ci ha regalato già 30.000 mascherine, assieme anche agli operatori. Noi queste mascherine le abbiamo date, già quelle che ci hanno regalato la prima fornitura di 30.000, 20.000, vabbè, insomma, le altre 30 le abbiamo prese poi, ma insomma i prime sono andate subito ai servizi essenziali, meno male. Ringrazio appunto il consigliere, in questo caso Enrico Gavagnin, che fa la sponda, cioè tutti stanno facendo qualcosa, per cui insomma bene, grazie alla Fondazione Open Gate Cina per questi aiuti. Sappiamo che avete anche voglia di fare altro, siamo strapieni di situazioni. A Marco Toson dico grazie molte e ci sentiamo il prima possibile per le cose di cui ci avete accennato. Poi voglio ringraziare un parroco, Don Pietro Milan, veramente lo ringrazio di cuore, parroco di Madonna dell'Orto a Canareggio, per il sostegno che mi dà, che dà a tutti noi, a tutta la città, e il sostegno, diciamo, morale e di preghiera in questo momento di difficoltà. Grazie, grazie Don Pietro, grazie di cuore, veramente a me fa proprio bene. Ecco, una piccola informazione tecnica che nei prossimi giorni verificheremo nell'efficacia. Allora, dicevo prima che nella norma, nel decreto Cura Italia, il primo che il governo ha fatto, sono previsti 600 euro per il mese di marzo dalle persone che non hanno più il lavoro, e parliamo di partite IVA, di autonomi, di lavoratori agricoli, di turismo e di spettacolo. E poi c'è anche il modo per ottenere il bonus babysitter, cioè come si fa? Perché poi il decreto è grosso così, noi abbiamo provato a darvi un... Ecco, si fa che dovete iscrivervi al portale dell'INPS. Allora, noi di questo ringraziamo l'INPS perché ha semplificato la modalità di iscrizione. Allora, intanto nessuno si illuda, però diciamo le cose, sono 600 euro per il mese di marzo, non c'è un vitalizio o cose, però sempre 600 euro sono comunque, visto che è un diritto. Prima, per iscriversi all'INPS, prima di adesso, bisognava fare in due fasi. Prima si mandava si iscriveva, si otteneva un PIN e poi successivamente arrivava un secondo PIN a casa, perché la procedura è un po' complessa. Adesso basta iscriversi al sito dell'INPS, eccolo qua, questo è il decreto Cura Italia, credo ci siano i numeri dell'INPS, comunque insomma si trova immediatamente il sito, comunque è www.inps.it l'indirizzo, e basta fare un passaggio o dal sito, oppure addirittura telefonicamente. C'è un numero di telefono, è un numero verde, 80 31 64, qui sta girando un sacco di roba ma non vedo il numero, sì, forse bisogna mettere la slide dell'INPS, perché questo è il numero del governo. Comunque il numero per contattare, per avere il codice INPS, per poter fare domanda di questi 600 euro, il numero verde è 80 31 64, oppure il numero 06 16 41 64. Comunque lo ripeteremo perché in ogni caso cosa è successo? Che per fortuna abbiamo lanciato, se vi ricordate, un po' l'allarme, sembrava polemica ma non era questo, abbiamo evitato il click day. Per fortuna tanti si sono ribellati, oltre a me, ad altri, e l'INPS ha fatto marcia indietro perché il rischio era che ci fosse il click day. Il click day è una cosa, abbiamo già provato in passato, un disastro, è praticamente la guerra dei poveri. Il primo che arriva prende i soldi, cosa sono finiti? Si è finiti. Siccome poi in Italia sappiamo che è il paese dei furbetti, di solito tanti, quelli che hanno bisogno, restano anche senza. Allora in questo caso no, verranno accontentati tutti e il numero inizia, le iscrizioni mi pare che inizi da inizio settimana, mi pare. Sì, dall'inizio della prossima settimana inizierà, ci sarà il via libera alle domande, poter presentare le domande, ma intanto iscrivetevi. Saranno garantite per tutti, per cui i 600 euro che sono previsti sono garantiti per tutti. Ripeto le categorie: le partite IVA, gli autonomi, i lavoratori agricoli, quelli del turismo e dello spettacolo che non hanno un lavoro. Parliamo adesso del periodo del coronavirus, per cui varrebbero beneficiati, se non hanno altre
proventi, se non hanno altre situazioni, non hanno reddito di cittadinanza, altre robe, prendono 600 euro per il mese di marzo. Però lo spiego perché sito dell'INPS, che qui adesso non abbiamo, magari domani lo ridiamo, lo ridò io adesso al volo. Il sito è www.inps.it per entrare nel sito, oppure telefonicamente al contact center dell'INPS, numero verde 80 31 64, oppure al numero 06 164 164. Però se voi ragazzi vi segnate, domani sì, me lo riprendiamo questa cosa e magari la mettiamo come informazione. Ecco, fateci sapere se funziona, se ci sono problemi, che eventualmente se no contattiamo l'INPS. Ringraziamo l'INPS per questa semplificazione di iscrizione. Era realmente più complicato, ci voleva molto più tempo, poi la gente magari si disaffezionava. Invece in questo modo è molto semplice, si iscrive, si mandano i dati e poi l'INPS paga direttamente probabilmente nell'indirizzo di banca, nell'IBAN che poi voi date. Ok, io adesso direi che c'è una bella cosa, molto bella. Ricordo ai bambini sempre di mandarci i disegni e i racconti sul loro sport preferito. E lo dico perché è stato molto bello vederli, magari si impegnano anche a fare qualcosa, a parte che ho sentito che gli danno un sacco di compiti. Grazie agli insegnanti comunque per il vostro lavoro, sappiamo che è difficile, è complicato, però state dando una grande prova sociale di tenuta democratica, è molto importante il vostro lavoro, lo dico agli insegnanti, e bravi anche i ragazzi, i bambini a seguire con passione questa cosa. In ogni caso, nel ritaglio di tempo, fateci sto disegno, un racconto, insisto racconto, su qual è la vostra idea di sport, qual è la vostra esperienza, cosa avete già fatto, cosa vi piacerebbe fare, quello che amate, scrivetelo, mandate i disegni e ce li mandate o al sito andratutobene@comune.venezia.it, oppure, forse ancora più facile, abbiamo attivato un numero di WhatsApp. Potreste fare anche una fotografia divertente, magari una cosa che vi ricorda un momento divertente del vostro sport. Il numero di WhatsApp è 366, lo vedete sotto, 366, eccolo qui, 366 93 09 592. Ecco, segnatevelo, poi noi questo lo lasciamo da qualche parte su Dime in maniera tale che poi si trovi, per favore, così domani lo ricordiamo ancora. Mandateci o racconti o filastrocchi o anche fotografie vostre, perché alla fine di questa vicenda faremo un gran diario di tutto questo, di filmati, di situazioni, di backstage, della vostra famiglia, chi vuole, e entriamo tutti quanti nella storia di questa città che ha vissuto questo momento e noi c'eravamo. Eravamo giovani, eravamo vecchi, eravamo bravi, non eravamo bravi, però racconteremo questo ai nostri nipotini, lasceremo qualcosa a qualcun altro della nostra esperienza. È una cosa bella, segnatecelo adesso, perché le cose fatte in questo momento sono diverse da quando le disegneremo un domani, perché oggi hanno testimonianza di storia, domani è un'altra cosa. E firmatele, scrivete il vostro nome, bambini, perché un domani, quando sarete grandi, ricorderete ai vostri nipotini: io c'ero e mi ricordo il Sido che vi tediava in televisione. Ok. Adesso io lancerei un bel video che hanno realizzato proprio i bambini e poi passiamo ai saluti. Per cui prego, vediamo se riusciamo, se abbiamo pronto il servizio, che è molto carino. Primo andato, secondo andato. Dura i banchi. Dura i banchi. Beh, stupendo ragazzi, fantastico. Cioè, dobbiamo chiedere scusa ai genitori se per caso abbiamo qualche danno in casa, è stato procurato, però cavolo, devono vivere anche loro. Ho sentito che c'è qualcuno che si lamenta perché i ragazzi suonano la musica, eccetera.
vabbè, ai ragazzi diciamo cerchiamo di non farlo di notte, ma insomma a qualcuno deve avere un po' di pazienza, troviamo il modo di convivere, è difficile ovviamente, è difficile, ma insomma cerchiamo di mettere pace, perché anche i ragazzi che suonano hanno l'obbligo di allenarsi, insomma, come questi giovani grandi atleti. Vabbè, poi un ringraziamento speciale, e lo facciamo col cuore, alla squadra di braccio di ferro Serenissima, Arm Wrestling, che abbiamo conosciuto qualche mese fa, persone straordinarie, divertenti. Vi salutano con questo video e poi passiamo ai saluti definitivi per domani. Ecco qua, vediamo il filmato della Serenissima Arm Wrestling, squadra di braccio di ferro. Ciao a tutti Serenissimi, andrà tutto bene, non vi preoccupate. Forza Venezia! Andrà tutto bene, forza Venezia! Che andrà tutto bene in questi giorni è difficile a credere, ma noi veneti tutti insieme ce la faremo. Forza Venezia! Sempre in gamba ragazzi, mi raccomando. Dai ragazzi che ce la faremo! Andrà tutto bene! Forza Venezia! Cara Venezia, hai 1000 anni, non li dimostri e sei sopravvissuta all'epidemia di peste del 600, per cui forza Venezia, non sarà il coronavirus a fermarti. Venezia, non mollare, noi veneti supereremo anche questa durissima prova. Ciao ragazzi. Forza Venezia! Anche se il momento è duro, non dobbiamo smettere di combattere, anzi, è questo il momento di combattere. Forza Venezia! Andrà tutto bene, forza Venezia! Andrà tutto bene, forza Venezia, forza Serenissimi! A volte ci pigliamo, però non ci spezziamo mai. Quindi forza Venezia e forza Veneto! Forza Venezia! Ho deciso di regalarvi una mia poesia che ho scritto un po' di tempo fa, quando tutto quello che stiamo passando adesso non c'era. E quindi spero gradiate questo mio piccolo pensiero e vi auguro tutto il bene del mondo e ce la faremo anche questa volta. Grazie, emozionante, grazie ragazzi. Sempre un sorriso, siete forti, ma sono veramente forti, cioè grande cosa. E niente, siamo arrivati ai saluti finali. Allora io ringrazio anche Televenezia che ci assiste. Noi andiamo in onda tutti i giorni alle 4, l'abbiamo fatto appositamente di avere una diretta su Facebook per i giovani, probabilmente per le persone che vogliono anche vedersi la puntata dopo, ma insomma Televenezia che ci assiste, intanto la televisione ovviamente della città, è giusto che sia così, ma soprattutto fa un servizio comodo per le persone che sono a casa, possono accendere il televisore, magari quando i figli non devono impegnarsi col computer e non si riuscirebbe ad arrivare. È importante però che ci possa essere anche un modo di comunicarci. Dico a tutte le persone, allora domani ci rivediamo alle 4, domani sarà presente anche il signor prefetto, dottor Vittorio Zappalorto, che ringrazio già anticipatamente, ma domani facciamo un dialogo tra me e lui un po' per capire, lui è il coordinatore, intanto è il rappresentante dello Stato in Italia e soprattutto è la persona che è stata delegata da tutti i decreti stati fatti per l'ordine e la sicurezza di tutto il territorio, di tutta la città metropolitana. Sotto di lui c'è il questore e tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e tutto il comparto, perché è lui che ha la massima responsabilità. Devo dire che è una persona di grande umiltà, è stato anche commissario qui al Comune di Venezia, per cui conosce i problemi, i meccanismi, e insomma io lo ringrazio già anticipatamente. Domani sentiamo da lui le novità, ci facciamo qualche domanda. Se volete farci domande magari scriveteci e noi se riusciamo gli sottoponiamo queste domande, appunto gli facciamo le domande. Un'altra cosa, invece, a tutte le altre persone che non sono i bambini dei disegni, dello sport, eccetera, io dico, siccome ci sono già arrivati molti video simpatici, però non erano fatti per essere pubblicati, non posso
trasferire le cose che girano, insomma alcune sono canzonature bellissime, devo dire, cioè gli italiani lì danno al massimo, cioè qui siamo imbattibili. Dico solo, provate a farne qualcuno per salutare la città, cioè non è che dovete salutare il sindaco ovviamente, anche se magari non è il caso, ma salutiamo la città, ci salutiamo fra di noi la mettiamo in onda, per cui abbiamo il numero di WhatsApp, se riuscissimo a darlo ancora, così possiamo rivederlo. Ecco, su WhatsApp il numero è questo qua, 366 93 09 592. Aspettiamo un attimo a toglierlo, così magari se lo registrano sulla rubrica. A quel numero è facile fare un filmatino col telefonino in famiglia, che fate qualcosa. I ragazzini sono riusciti loro, ce la facciamo anche noi adulti. Facciamo vedere qualcosa di divertente, non so, una pasta asciutta che vi state facendo o qualche attività fisico-motoria, piuttosto che qualcosa di divertente che saluti la città, insomma, che crei quell'entusiasmo, quell'augurio e quella carica per ripartire, perché sarà durissima evidentemente. Un'altra cosa, volevo fare un annuncio, lo faccio così al volo in finale di trasmissione, però lo dico. Ovviamente, visto le ragioni che stanno succedendo, noi siamo costretti a rinviare all'anno prossimo il Salone Nautico. Adesso spiegheremo meglio le ragioni, magari c'è le date e quant'altro, perché dovremo definire la data, ma è impensabile svolgere il 6-7 di giugno, insomma in quelle date lì, iniziare un salone che evidentemente non avrebbe neanche la possibilità e neanche insomma, come posso dire, l'entusiasmo, a prescindere che non ci sono i turisti, queste cose qua, ma in generale non è il momento giusto, il clima non è giusto, le imprese sono anche chiuse. Non è proprio pensabile, non sarebbe anche una cosa di bel segnale. Per cui verrà rinviato al prossimo anno, abbiamo provato anche a pensare a date diverse, ma non è pensabile, andremo a sormontarci con altri saloni, non vogliamo creare problemi o disagio a nessuno, e per cui l'appuntamento salterà un anno, andrà l'anno prossimo, comunque poi lo racconteremo. Noi in ogni caso continueremo a efficientare i servizi igienici all'Arsenale, a mettere a posto le cose che dobbiamo fare, perché se riusciamo magari a settembre, poi decideremo insieme una data per poter fare, che so io, un concerto, qualcosa di bello per i cittadini, per i veneziani, per i mestrini, tutti proprio su un luogo che è il Fortino di Venezia, insomma l'Arsenale. Questa è una nostra idea, ma ne parleremo, avremo tempo di vedere, perché dobbiamo pensare a una grande campagna comunque di comunicazione, prima di tutto anche fra di noi, per ricreare quello spirito, quel minimo di entusiasmo dopo aver elaborato questi grandi lutti, insomma questi momenti di difficoltà. Però insomma ecco, la voglia, l'entusiasmo non deve lasciarci mai. Per cui a domani alle 4, noi alle 16 andiamo in diretta appunto su Televenezia, e poi credo ci sia una replica la sera, però non so l'orario, se sapete che ora va in replica la sera. Alle 20. Ah, alle 20 e anche alle 23:30, andiamo sempre. E alle 8 della mattina, per cui facciamo la diretta alle 16 del pomeriggio, cioè vi tediamo sempre. Vabbè, ma magari arriva un saluto, arriva un momento così. E voi scriveteci, mandateci fotografie, noi siamo sempre qua e continuiamo a gestire la città. A domani, grazie a tutti, buona giornata, buona salute. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping? This is Christ the King,
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.